Di reazioni ne ha scatenate, ma solo Marcella Carlisi ha deciso di replicare e anche duramente alle dichiarazioni piuttosto dirompenti messe in circolo ieri da Nuccia Palermo, scagliatasi contro l'opposizione di cui la stessa fa parte, accusandola di essere silente e frammentata a tutto vantaggio dell'amministrazione Firetto. L'esponente del Movimento 5 Stelle parte subito con una sottile vena ironica. Non mi pare, afferma la Carlisi, che l'opposizione si sia accorta di una variazione nella produzione di atti della Palermo, che sostiene di essersi fermata per aspettare che si facciano avanti gli altri. Un'assurda scusa, tuona la consigliera Grillina. Personalmente aveva almeno 5 punti all'ordine del giorno nella seduta del Consiglio di lunedì scorso. Riguardo poi al contestato silenzio in aula, la inviterei a non arrivare in ritardo o andare via prima della fine dei lavori, così sentirà qualcosa in più. Invito anche i cittadini a venire a controllare. Gridare per imporre la propria voce non implica avere qualcosa da dire, sottolinea ancora la Carlisi. Forse la sua rabbia è dovuta al fatto di non essere stata designata come vicepresidente del Consiglio. La maggioranza dell'opposizione aveva indicato un altro candidato, mentre si vocifera che la Palermo abbia addirittura cercato l'appoggio all'interno della maggioranza per guadagnare l'inutile poltrona, alla fine anche grazie a lei assegnata a qualcun altro. La consigliera dovrebbe lavorare per la città, sono ancora le parole di Marcella Carlisi. E intanto si registra l'intervento di Gerlando Gibilaro, ma sotto la sua lente di ingrandimento è finita la situazione di Cannatello. A seguito di numerose istanze da parte dei cittadini e residenti, fa sapere il consigliere comunale del gruppo Uniti per la città, ho effettuato dei sopralluoghi nella zona balneare riscontrando una pessima condizione igienico-sanitaria del litorale, atteso che si rende assolutamente necessaria ed indifferibile un'azione propositiva e risolutiva al fine di rimuovere tale situazione di disagio e di rischio alla pubblica e privata incolumità, e alla luce dell'importanza che la questione riveste, chiedo, conclude Gerlando Gibilaro, l'adozione di tutti i provvedimenti di competenza al fine di consentire ai residenti, ai tanti turisti, di poter usufruire delle spiagge di Cannatello in condizioni dignitose.